Buon lunedì e ben ritrovati al TG Plus Focus, una nuova settimana, un nuovo approfondimento per voi. Questa settimana torniamo a parlare di Veneto Banca, infatti in questa torrida estate c'è qualcosa che bolle sia nelle aule di giustizia sia nelle stanze della politica circa gli sviluppi attorno all'ex Istituto di Credito Popolare di Montebelluna, confluito, come sappiamo, in Intesa San Paolo. Per questo focus abbiamo scelto 5 personaggi, 2 avvocati, quindi 2 personaggi, 2 protagonisti del mondo della giustizia trevigiana, 2 istituzioni politiche, 2 sindaci delle città maggiormente colpite, quelle di Montebelluna e di Cornuda, e poi un personaggio che spariglia un po' le carte. Oggi ascoltiamo ai nostri microfoni l'avvocato Andrea Arman, il presidente del coordinamento Don Enrico Torta, che offre tutela legale gratuita ai risparmiatori colpiti dal crack della Veneto Banca. Ai microfoni del TG Plus Focus, Andrea Arman. Avvocato Arman, Veneto Banca, a che punto siamo dal punto di vista giudiziario? Dal punto di vista giudiziario vi è una grossa novità, perché il Tribunale di Treviso, a seguito di un'istanza presentata da noi risparmiatori del coordinamento Don Torta, poi rigettata ma rimessa alla Procura della Repubblica, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca. Questo apre dei nuovi scenari molto interessanti per noi risparmiatori e in qualche maniera ci mette un po' più tranquilli dal punto di vista della prescrizione dei reati. Quindi abbiamo più tempo davanti per cercare di ottenere il risarcimento del danno anche per via giudiziaria. Inoltre questa iniziativa del Tribunale toglie molti veli alla particolare che non risponde al controllo diretto della magistratura organo indipendente, ma ha un rapporto esclusivo col Ministero dell'Economia e della Finanza. Questo rapporto esclusivo rende praticamente la liquidazione coatta amministrativa una procedura abbastanza opaca. Nel nostro caso possiamo dire molto opaca, perché poco si è saputo di quanto sinora sia stato fatto, di quale sia la situazione. Con la dichiarazione dello stato di insolvenza, oggi però i commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa hanno dei doveri di indagare e comunicare alla magistratura eventuali irregolarità. Doveri cui a nostro parere loro si erano astenuti nella prima fase dell'incarico, in quanto avrebbero avuto, secondo noi, il dovere innanzitutto di chiedere per primi la dichiarazione di stato di insolvenza. Non lo hanno fatto, l'abbiamo fatto noi risparmiatori in forma supplente. Il Tribunale di Treviso, con una sentenza estremamente circostanziata, ha accolto la nostra tesi e da questo punto di vista, quindi giudiziario, oggi siamo un pochettino più avanti che la settimana scorsa. Quali sono le prossime tappe? Prossime tappe dal punto di vista giudiziario, adesso vedremo che cosa troverà la magistratura, che già ha aperto una posizione per bancarotta, e quindi l'indagine della magistratura potrà aprire ulteriori nuovi scenari, non solo per ciò che è accaduto prima del 2015, quindi con la gestione Consoli Trinca, ma anche nel periodo successivo, perché l'interrogativo che tanti ci poniamo è quello di comprendere se il fallimento della banca sia stato determinato dal comportamento Consoli Trinca o se i 2 anni di gestione, Fondo Atlante, ne hanno causato lo stato di insolvenza e quindi la dichiarazione di fallimento. Tempi tecnici, Tempi tecnici, allora, io professo sempre la fiducia nella magistratura, ma allo stesso modo, da operatore del settore, devo dire che purtroppo i tempi della giustizia italiana sono piuttosto lunghi, quindi non facciamoci prendere dall'ansia. Molti risparmiatori in questo momento avrebbero bisogno di denari, e credo che ci sia la necessità di costituire un fondo per intervenire nei confronti di coloro che sono in situazione disagiata, non il fondo di ristoro della legge Baretta, che quella la ritengo una burla legislativa, ma proprio un fondo welfare, mentre per gli altri risparmiatori non facciamoci prendere dall'ansia, abbiamo fiducia, col tempo si può arrivare alla situazione. Grazie.
Squillante e categorico come sempre l'avvocato Andrea Arman ai nostri microfoni. Dopo questa apertura di carattere giuridico, domani sparigliamo un po' le carte e vi presentiamo un personaggio, un artista sui generis che ci racconta la sua visione del mondo bancario, in particolare del crack dell'istituto di Montebelluna, con i suoi toni senz'altro coloriti. Domani ai microfoni del TG Plus Focus abbiamo Mauro Corona. Restate connessi.